Buonasera e ben trovati con l'aggiornamento delle notizie di prealpina.it. Partiamo subito con un fatto di cronaca dai contorni ancora poco chiari. Un'aggressione avvenuta intorno alle 15:30 oggi con Santo Stefano in via Torino, dove un uomo di 41 anni sarebbe stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto e lasciato a terra in condizioni gravi con un forte trauma cranico. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sull'episodio indagano i carabinieri di Busto Arsizio e al momento è in corso una vera e propria caccia all'uomo. Andiamo ora all'emergenza Covid con il bollettino odierno dei dati del contagio in Lombardia. Dati ancora in linea con quelli degli ultimi giorni, con in più un considerevole calo anche nel numero dei decessi, 111, un terzo di quelli del record negativo stabilito giovedì 3. I nuovi positivi nella nostra regione sono 3.148 su 31.193 tamponi processati, con un indice di poco inferiore al 10%. Quasi 4.000 i pazienti guariti, nuova riduzione dei ricoveri, meno 17 nelle terapie intensive, che sono ora a quota 805, e meno 238 negli altri reparti. Alle spalle di Milano, che registra 980 nuovi contagi, Varese si conferma seconda a quota 395, qualcuno in meno di ieri. Sempre in tema di coronavirus, aumentano le cifre del contagio all'interno del carcere di Busto Arsizio. Non si spegne il focolaio scoppiato nelle scorse settimane. Ieri gli esiti dei tamponi hanno segnalato 24 nuovi detenuti positivi, tutti nella quarta sezione. E c'è un altro nodo da sciogliere per quanto riguarda il virus dietro le sbarre, quello relativo alla morte, avvenuta il 24 novembre scorso, di Fabio Citterio. La famiglia del detenuto vuole capire se l'area sanitaria del carcere abbia tenuto in debito conto le patologie di cui l'uomo soffriva. Il pubblico ministero Stefania Brusa ha disposto l'autopsia. Sempre ieri, amici e familiari di Fabio gli hanno dato l'ultimo addio. Don David, il cappellano del carcere, ha riassunto in una frase l'essenza del 53enne che, a dispetto del reato commesso, era un uomo di grande bontà. Aveva il dono di farti sentire a casa anche in galera, ha detto. Tornando alla cronaca, ha destato grande eco a Varese la vicenda del ladro d'appartamenti che, durante un colpo, è caduto dal terzo piano di una palazzina di via Bernascone, precipitando nel cortile sottostante. L'uomo è stato trovato a terra in gravi condizioni da alcuni residenti, trasportato all'ospedale di Circolo e ricoverato in prognosi riservata. Tornando a Busto Arsizio, in via Marliani i residenti e i commercianti si lamentano per la mancata pavimentazione della strada a 2 passi dal centro storico. Vediamo il servizio di Angela Grassi con le immagini di Davide Caforio dell'agenzia Blitz. Ad agosto, guardando con fiducia i lavori di pavimentazione di via Marliani, prosecuzione di piazza Vittorio Emanuele, si parlava di fine settembre. Ebbene, siamo ai primi di dicembre, la neve è scesa copiosa venerdì anche su via Marliani e nulla è decisamente terminato. Ci sono alcune pecche di cui i residenti si lamentano, ci sono persino dei topi che circolano qua e là in alcuni punti della via. Ci sono altri cantieri messi in atto da privati e a questi si guarda con fiducia, ma i residenti sembrano un po' scocciati da questi lavori prolungati così tanto verso l'inverno e attendono almeno una svolta. E passiamo ora allo sport. Nel volley, Marco Fenoglio non è più l'allenatore dell'Uiba Busto Arsizio. Divorzio tra il club di Via Maderna e il tecnico piemontese dopo gli ultimi risultati negativi delle farfalle in campionato e in Champions League. Squadra affidata per il momento al vice Marco Musso. Aggiornamenti su prealpina.it e sulla prealpina di domani. Per il calcio, domani in Serie C impegno al Moccagatta di Alessandria per la Pro Patria opposta alla Juventus Under 23. In D, unica gara in programma quella della Caronnese che alle 14:30 sarà ospite della Folgore Caratese. Tutte le altre gare sono state rinviate per neve. Infine il basket, torna il campionato di Serie A e per Varese è derby. Alle 17:30 l'Enerseni Arena ospiterà la sfida tra l'Open John Metis e la corazzata Olimpia Milano. Gara particolare per l'ex di turno Luis Scola, l'anno scorso a Milano. Questa notizia si chiude il nostro notiziario, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata e una buona domenica.